Sono al Giro d'Italia questa volta con la macchina da presa e senza taccuino. Alla partenza le prime bellezze sono pronte per gli omaggi floreali. L'obiettivo si appunterà poi sulle bellezze e le caratteristiche del nostro meraviglioso paese. Il via è da Palermo e il plotone di oltre 100 corridori si è subito snodato per le belle strade siciliane. Attraverso la città nuova che sta sorgendo adesso, i corridori ricevono il saluto affettuoso dei lavoratori. Poi quello dei pescatori schierati nei paesini lungo la costa. I celebri carrettini siciliani hanno sostato per fare strada agli atleti. Anche le storiche figure dipinte dalle mani maestre degli artigiani della Sicilia hanno aria di festa. E ride divertito anche il muletto. Luoghi pieni di sole e angoli di paradiso, ma la strada è dura per chi va in bicicletta e deve salire fin lassù a Taormina. Anche il regista Soldati e Orio Vergani fanno gli onori di casa, mentre la folla entusiasta acclama il passaggio dei campioni. Le prime impressioni sul continente sono date dai caratteristici costumi delle donne calabresi. Viva Coppi! Attenta però che l'anfora trabocca. I contadini sono tutti schierati davanti alle loro case. Chi sarà il loro beniamino? Lui non apprezza la velocità, vinca chi vuole. Una notte per dormire e poi via di nuovo attraverso le strade della Lucania, salutati con affetto ed ammirazione dalle popolazioni. Fino a che non appare Cassino, la nuova Cassino, completamente risorta e dalla quale domina ancora l'imponente mole dell'abbazia di San Benedetto. Forza ragazzi, oggi è festa dello sport, quindi è la festa dell'eterna giovinezza. All'Aquila l'acqua è fresca e le ragazze abruzzesi belle e gentili. Questa poi è una fonte che vi accontenterà tutti, è quella famosa delle 99 cannelle. Oltrepassata Roma incontriamo un paese, Sutri, che conserva i resti della preistoria. A quei tempi le corse si facevano a piedi, eppure scommetto c'era uguale entusiasmo.
Eccoci ad Orvieto. Anche qui c'è una gara. È più bello il Duomo d'Orvieto o quello di Siena? Presto fatto. Andiamo a Siena. Ma questa è la città nuova. Quella vecchia sta dall'altra parte. Piove e i corridori sono senza ombrello. Siamo a Campaldino, bisogna scatenare la battaglia. Col sole ritorna la calma e le ragazze di Faenza offrono un artistico dono confezionato con le loro mani. Bastenbergen sembra abbia voglia di far presto per arrivare a Milano e invece siamo appena alla nuova centrale elettrica di Bagni di Lucca. La corsa si è spostata in Liguria. Questa è Recco, la nuova Recco, candida e festosa. Poi a Genova la Superba, che anche attraverso le nuove imponenti costruzioni ha voluto mantenere questo appellativo. Attenzione però, Torino non sembra da meno. Capre, buoi, carrettini siciliani, tutti sbalorditi dalla vostra velocità. Ma queste, assi della bici, sono automobili, meglio non prenderci confidenza. Niente alluvioni, non preoccupatevi, sono risaie. Dove sono le belle mondine? Ma sono lungo il ciglio della strada, perbacco, a salutarvi. Sul Ticino, nuovo ponte di ferro e interseco di metanodotti. Anche sul Piave, il celebre ponte è risorto più bello e più accogliente. Come del resto, seguendo il giro, abbiamo battuto nuove strade da poco aperte al traffico. Come questa, serpeggiante ed ampia, del Pian delle Fugazze. Nuove fattorie, nuove case coloniche. Solo i ragazzini sono sempre gli stessi, strillano come aquile quando passano i ciclisti. Tutto è fresco e nuovo, case, chiese. I campanili sono alti quanto le ciminiere delle nuove fabbriche di Mestre. Cominciano le salite e sulle Dolomiti troverete la neve. Sul Tonale anche l'orso fa il tifo, ma il vero saluto ve lo dà la vittoria alata, che ci ricorda ben più epiche gesta dei nostri alpini e dei nostri fanti. Su, forza maglia rosa, fra poco discenderemo. Chiare e fresche acque e soprattutto utili, perché centrali elettriche come questa, e chi potrebbe alimentarle? Si discende. Vita facile fino a Milano. Nessuno ha risorse per fuggire? Allora, fiato alle trombe!
S'è svegliato qualcuno, ma sì, è lui, è Coppi, il campionissimo. Attenzione però, alle tue spalle sul ghisallo c'è ancora il tuo intramontabile nemico, è Ginettaccio. Che tempra e che cuore! E quale entusiasmo destano i due campioni! Eccoci alla periferia di Milano, grappoli di folla ovunque, sui terrazzi, sui ponti. Finché gli assi della bicicletta non faranno il loro trionfale ingresso nella pista del Vigorelli. La fatica è finita.